Assessore Saia, oggi sono stati presentati dall'ACI i dati sull'incidentalità, ma con tagli al personale e tagli anche alla formazione, come si può riuscire a combattere il fenomeno? Ma i tagli in un comune li decide il sindaco e la sua giunta, noi non stiamo tagliando su questo ambito, siamo perfettamente in controtendenza rispetto a tutto quello che vedo intorno, anche magari in altri comuni. Noi stiamo aumentando sia l'investimento sulla formazione, sia l'investimento sugli uomini, anche nell'aumento dell'organico. Per quanto riguarda la sicurezza, non si può derogare in base alla spending review a quello che è la necessità del territorio. Il territorio, la città chiede questo, più controllo, più sicurezza stradale, oggi parliamo di quello, e più sicurezza in generale. Quindi non è un intento o una promessa, è quello che già sta accadendo. È partito un avviso di mobilità per iniziare subito con 20 agenti in più per l'inizio dell'anno. Questo credo che segna un trend chiarissimo verso dove stiamo andando. La formazione, stiamo mettendo in piedi una scuola locale nostra di formazione, che poi è evidente che servirà anche ad altre polizie locali di altri comuni, quindi tagli non ce ne sono in questo ambito. Nella sicurezza non si può scherzare e non si può tagliare. I tagli orizzontali uguali per tutti gli ambiti e settori sono sbagliati. Ci sono settori che possono aspettare e settori che non possono aspettare. Patenti italiani a chi non parla nemmeno la nostra lingua. Beh, noi lo stiamo denunciando, ho approfittato anche oggi per dirlo: maggiori controlli dalla motorizzazione, maggiori controlli delle prefetture, maggiori controlli delle polizie locali e le altre forze dell'ordine. Capiamo com'è possibile che un cingalese, un pakistano abbia una patente italiana al di là della reciprocità dei paesi, quando non conosce un H della nostra lingua, e quindi non si comprende come possa riuscire a rispettare regole, leggi, che tra l'altro continuano anche in parte a essere modificate, come nel codice della strada recentemente, e normative, quando non sa parlare o non sa leggere neanche l'italiano. I controlli saranno spietati da questo punto di vista, perché noi abbiamo già i dati al 31 ottobre che il parto appunto specifico degli incidenti stradali che abbiamo alla polizia locale ci dice come comunque ci sia anche una presenza importante degli incidenti, visto che lo facciamo per sesso, per età, per vie e per orari, ma lo facciamo anche per nazionalità. Le nazionalità degli stranieri cominciano a farsi sentire negli incidenti stradali.